Con l'accorpamento definitivo tra l'IRCAC e il CRIAS diventa pienamente operativo in Sicilia l'Istituto regionale per il credito agevolato, denominato IRCA, il nuovo ente pubblico economico della regione siciliana che sostiene imprese artigiane e società cooperative, prevede per il 2026 ricavi stimati superiori ai 16 milioni di euro e un margine operativo lordo atteso di quasi 5,4 milioni. L'atto di fusione è stato firmato ieri nella sede dell'Istituto a Palermo alla presenza del presidente Schifani e dell'assessore all'attività produttiva Edi Tamaio e del commissario straordinario dell'Istituto Roberto Rizzo. IRCA avrà il compito non solo di agevolare le imprese cooperative e gli artigiani nell'accesso al credito, ma anche di affiancarli, sostenerli e promuoverne l'attività. Al nuovo istituto di credito inoltre viene affidata una quota di fondi strutturali europei per sostenere le nuove iniziative cosiddette start-up. Attualmente IRCA è guidato dal commissario straordinario Roberto Rizzo, mentre tramite la procedura concorsuale è stato scelto come direttore generale Giacomo Terranova. Al momento della fusione, avevamo detto, erano presenti Schifani e l'assessore Tamaio, che hanno affermato: miglioriamo l'offerta creditizia per artigiani e cooperative. I numeri della nostra finanza, le maggiori entrate, la crescita sono sotto gli occhi di tutti, non stiamo mai fermi un minuto, lavoriamo per i siciliani, registrando anche la condivisione delle società di rating estere che ci promuovono per la tenuta dei conti e anche il risanamento degli stessi conti. Oggi è una giornata che crea un tassello di crescita di quella che è l'attività imprenditoriale economica, di finanziamento a chi vuole investire naturalmente e che guarda al territorio con molto interesse. Vi sono tanti interessi anche dall'estero, abbiamo velocizzato le procedure, siamo attrattivi. Questo lo dicono gli operatori stranieri, non soltanto quelli siciliani e quelli italiani. Oggi nasce IRCA, che è la fusione di due istituti, di CRIAS e di IRCAC. Se ne parla da molti anni. Oggi abbiamo proprio convocato il notaio per concludere il processo di fusione. È un ente pubblico economico che sarà a disposizione del mondo della cooperazione, del mondo degli artigiani, per dare credito, per dare attività di impulso e di supporto alla nascita di nuove imprese che si occupano di cooperazione e di artigianato. Per cui, come dire, per noi è un momento importante perché diamo seguito a una legge del 2018, siamo nel 2026, dopo ben 8 anni devo dire che nasce questo istituto. Noi ci abbiamo lavorato da 2-3 anni e devo dire che non è stato semplice arrivare a questo percorso, però siamo contenti perché, ripeto, nascerà un nuovo istituto che darà impulso e darà credito alla cooperativa e agli artigiani.